iniziare tutti insieme con una preghiera. Alleluia, Signore. A te la gloria, caro Padre. Signore Dio nostro, noi ti siamo grati con tutto il cuore, Signore, per come ci hai fatto grazia di essere nella tua casa, nella tua meravigliosa presenza, Signore, perché l'abbiamo desiderato tanto, papà. E adesso siamo qui per offrirti tutto il nostro cuore, la nostra lode, la nostra adorazione che sale da un cuore sincero, arreso, umiliato. E ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù per questa giornata, Signore, per ogni cosa che ci ha donato. In questa sera, Padre, vogliamo prendere autorità nel nome di Gesù e legare ogni principato sia legato nel nome di Gesù, e altresì vogliamo applicare il tuo prezioso sangue sparso alla croce sulle nostre vite, ancora per cancellare, Signore, ogni iniquità ed ogni peccato. Ti siamo grati, papà. Veramente in questa sera il nostro cuore si rallegra, giubila, Signore, e vogliamo rallegrarci insieme, papà, sapendo che tu sei presente qui in questa sera, pronto, Signore, ad aspettare, Signore, le nostre richieste, Signore, pronto ad esaudirle, Signore, pronto ad intervenire in ogni nostra necessità. Ti diciamo grazie con tutto il cuore, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Lodino il mare, la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, e della terra il Re. Lodino gli angeli, lodino il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino il mare, la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia,
Alleluia. Facciamo un forte applauso al Signore. Della terra il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ed è scritto nel Salmo 111: Alleluia, io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore, nel consiglio dei giusti e nell'assemblea. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Le sue opere sono maestose e grandiose, la sua giustizia dura in eterno. Egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Egli ci dà cibo a quelli che lo temono e si ricorderà per sempre del suo patto. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi comandamenti sono fermi, stabili in eterno per sempre, fatti con verità e rettitudine. Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. E noi siamo di quelli che vogliamo mettere in pratica i suoi comandamenti. Signore, aiutaci ad essere ubbidienti e perseveranti nella tua parola, perché noi vogliamo, Signore, che tu ti compiaci nelle opere delle nostre mani. Noi vogliamo esserti fedeli sempre. E noi siamo qui in questa sera perché vogliamo lodarti e ringraziarti per tutto ciò che tu hai fatto per noi e farai ancora. Alleluia. Meraviglioso sei, Gesù. Grazie. Grazie papà. Alleluia. Canterò al Signore per sempre, nella sua destra c'è tutto il potere. Canterò al Signore per sempre, nella sua destra c'è tutto il potere. Getto in fondo al mare i persecutori, cavalieri e cavalli. Getto in fondo al mare, getto in fondo al mare i persecutori, cavalieri e cavalli. Getto in fondo al mare, getto in fondo al mare i carri del faraone. Dio è mio padre ed io lo lodo. Dio è mio padre e lo loderò. Dio è mio padre e io lo lodo. Dio è mio padre e lo loderò. Getto in fondo al mare i carri del faraone. Oh, hey, 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 la 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 la, hey, hey, la 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 la. Canterò al Signore, dillo. Canterò al Signore per sempre, nella sua destra c'è tutto il potere. Canterò al Signore per sempre, nella sua destra c'è tutto il potere. Getto in fondo al mare i persecutori, cavalieri e cavalli. Getto in fondo al mare, getto in fondo al mare i persecutori, cavalieri e cavalli. Getto in fondo al mare, getto in fondo al mare i carri del faraone. Oh, hey, hey, la 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 la, hey, hey, la 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 la. Dio è mio padre, dillo. Dio è mio padre ed io lo lodo. Dio è mio padre e lo loderò. Dio è mio padre ed io lo lodo.
Dio è mio Padre e lo loderò. Getto in fondo al mare i carri del Faraò. Oh, hey, 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 la 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 la, hey, hey, la 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 la. Alleluia. A volte sembra riduttivo poter dire Dio è mio Padre, ma noi sentiamo, fratelli cari, questa figliolanza. Noi non diciamo Dio è nostro Padre tanto per dirlo, ma noi sentiamo veramente che Dio è papà, è mio Padre. Sento questo amore che Dio ha per noi in primis, ma questo amore proprio come figli verso papà. E io sento questo amore insieme a voi, e veramente in questa piccola parola si cela tutto il nostro amore per Lui, la gratitudine, il ringraziamento. E il mondo, fratelli cari, quando noi parliamo in questi termini, nel senso di rivolgerci a Dio come Padre, per loro sembra quasi uno scandalo, come ai tempi di Gesù, quando il Signore, vi ricordate, parlava alle folle e chiamava Dio suo Padre. Dice, ma com'è possibile? Tu che sei un uomo chiami Dio tuo Padre. Grazie a Dio per questo, fratelli cari, che lo possiamo dire anche noi oggi, che Dio è nostro Padre. E se Dio è mio Padre, io non temerò, non avrò paura, ma so che papà si prende cura di me e di te. Allora vogliamo continuare, fratelli cari, a ringraziare papà, a sentire papà ancora più vicino a noi, che in questa sera conosce la mia e la tua difficoltà e vuole intervenire, proprio come un padre che si rivolge ad un figlio e dire: che cosa vuoi che io faccia per te in questa sera? Queste è quelle le parole che Dio ci rivolge in questa sera. Che cosa vuoi che io possa fare per te? Sei venuto nella casa di papà, dove puoi trovare tutto. Amen. E in questa sera noi possiamo ricevere tutto quello che Dio ha preparato per noi. Grazie papà, perché tu sei buono con noi. Grazie, noi vogliamo adorarti papà. Vogliamo stare ai tuoi piedi in questa sera. Grazie Gesù, alleluia. I giorni miei sono nelle tue mani, dal momento in cui mi sveglio finché riposerò, io canterò della tua bontà. Ti amo Dio, ti amo Dio. La tua grazia mi sostiene, i giorni miei sono nelle tue mani, dal momento in cui mi sveglio finché riposerò,
amo la tua voce. Mi hai guidato in mezzo al fuoco, nel buio tu sei rimasto al mio fianco. Dillo, Ti conosco come padre e come amico mio, io canterò nella tua bontà. Tu da sempre sei fedele, sempre Gesù. tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Tu da sempre Gesù. Tu da sempre sei fedele, Tu da sempre Signore. tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me. Dillo. La tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio arrendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue e corre verso me. Dillo. La tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio arrendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. Tu da sempre sei fedele, Dillo, Signore. tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Io canterò della tua Alleluia, Signore. Grazie, papà, per la tua bontà, perché tu sei buono con noi. E tu sei colui, papà, che non ci punta mai il dito, anche quando noi viviamo momenti difficili, particolari, e forse presi da tante cose di questa vita, forse non ti dedichiamo quel tempo che tu ti aspetteresti, però tu sei quel papà, come è scritto nella tua parola, che sta lì ad aspettare i suoi figli che si rivolgono a lui. Li guarda da lontano e ci guardi da lontano, perché è scritto nella tua parola che tu guardi il nostro entrare e il nostro uscire e soprattutto conosci i nostri pensieri. E quindi tu ci aspetti pazientemente che noi ci rivolgiamo a te, che noi ti cerchiamo, che noi ti preghiamo, che noi ti adoriamo e tu aspetti pazientemente. Grazie papà per la pazienza che tu mostri verso tutti noi. Ti siamo grati veramente di cuore perché sentiamo, Signore, che tu ci ami di un amore grande. E anche quando noi non camminiamo secondo
ciò che sono i tuoi statuti. Tu sei colui che ci aspetta sempre. Il concorde d'amore è scritto, tu vuoi sempre attirarci a te e noi ti siamo grati per questo. Grazie papà, grazie per il tuo amore che è infinito, Signore, è incalcolabile. E noi questa sera vogliamo adorarti ancora, vogliamo stare ancora alla tua meravigliosa presenza ai tuoi piedi e sentire quell'amore di un padre, che lo sentiamo già forte in questa sera, fratelli cari. Io mi sento insieme a voi amato da Dio, io mi sento amato da Dio. Noi siamo la sposa che Dio ama, noi siamo la sposa di Gesù. Grazie papà, grazie papà, alleluia. Ai tuoi piedi apro il mio cuore, ai tuoi piedi io dono ciò che ho, luogo sicuro sono le tue mani, dove niente mi può far del male. Mi perdonasti, mi accettassi alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai
stare Dillo, tu in Signore. piedi, non c'è un luogo più alto, più grande, che sta nei tuoi piedi, che sta nei tuoi E piedi, qui, Signore. e qui Dillo. io voglio restare. Apri il tuo cuore. Prostrato ai tuoi piedi, E qui, Gesù. e qui io voglio restare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più Grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Sì, papà, è vero, Signore. Non c'è luogo più meraviglioso, più alto, più prezioso, papà. Quello di stare ai tuoi piedi, Signore. E l'abbiamo cantato più di una volta in questa sera e l'abbiamo dichiarato, papà, che noi vogliamo continuare a stare ai tuoi piedi, papà. Vogliamo stare lì, Signore. Vogliamo sentire, Signore, queste tue carezze, papà. Vogliamo sentire, Signore, la tua presenza ancora più forte sulle nostre vite, Padre. E noi vogliamo continuare a restare lì, Signore, ai tuoi piedi, papà. Come quella donna, Signore, che scelse, come è scritto nella tua parola, la parte migliore, Signore. Non tutto quello che noi possiamo fare per te. Ma tu richiedi, Signore, un popolo, una chiesa, dei figli che ti adorano, Signore. E noi vogliamo adorarti in questa sera, papà. Vogliamo adorarti perché tu richiedi tali adoratori e noi vogliamo esserlo, Signore. E lo siamo, papà, perché vogliamo ancora restare ai tuoi piedi, Signore. Vogliamo stare lì, papà, piegati, Signore. Stare lì ai tuoi piedi, Signore. Grazie, papà, per ogni cosa, Signore. Veramente la tua presenza in questa sera è meravigliosa, papà, è forte, Signore. Quasi da toglierci il fiato, papà. Ma noi vogliamo continuare a stare lì, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia, Signore. Grazie, Padre. A te la gloria, papà. A te la gloria, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. Dove troverò un padre come te, che lasci le 99 per salvare me? Dove troverò quello che ho con te? Tu conosci da mio ogni parte di me. Mi ami così tanto che perdoni quando sbaglio.
lasciarmi come sono, trasforma la mia vita e purifica il mio cuore. Voglio piacere a te. Alleluia, Signore. Stiamo riposando nell'abbraccio di papà. Tutti insieme stiamo riposando e ci troviamo bene, fratelli cari. Ci troviamo sereni. Veramente solo in Cristo, fratelli cari, noi possiamo trovare quel riposo che l'anima nostra ha esigenze e necessità. E in questa sera veramente abbiamo gettato e stiamo gettando ancora tutti i nostri pesi, le nostre afflizioni, le nostre difficoltà, le stiamo gettando ai piedi del Signore. Stiamo riposando, stiamo bene, stiamo meravigliosamente bene. Grazie papà per la tua presenza, ma noi in questa sera desideriamo anche papà pregare per i nostri fratelli e sorelle che si affidano alle nostre preghiere perché sono ammalati, stanno attraversando un momento difficile e noi desideriamo anche noi che questi nostri cari possano riposare con te in te. E vogliamo pregarti, Signore, per Gabriele, per Naomi, per Giulia, per Diego, e questi nostri fratelli, Signore, noi chiediamo guarigione completa per loro nel nome di Gesù. Vogliamo pregare ancora per i nostri giovani, che ognuno di loro possa fare una meravigliosa esperienza con te, Signore. Benedicili, così benedici i matrimoni, Signore. Sia il tuo spirito il collante di ogni matrimonio, Signore, da abbatti e spegni ogni dardo infuocato del nemico che cerca in qualche modo di dividere e distruggere i matrimoni in questi tempi. Così vogliamo continuare a pregarti per la sorella Mene che è influenzata, Signore, ed è bella questa influenza nel nome di Gesù. E ancora vogliamo pregare per Federica, per guarigione nel suo corpo. Signore, guarisci Federica. Vogliamo continuare a pregare per il fratello Lello, il pastore Margherita, che il Signore continua ad ungere le loro vite e a benedirle ancora di più. Così vogliamo continuare a pregarti per il nostro fratello Camillo, Vittorio, Signore, e tanti altri, Signore, che a volte sfuggono alla nostra memoria, Signore, ma che sono presenti davanti a te. Benedicili, Signore. Abbiamo posto questi nostri cari nelle tue mani, sapendo, Padre, che sono al sicuro, Signore, che tu opererai, Signore, in modo meraviglioso. Ti diciamo grazie, Padre, con tutto il nostro cuore, e lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Facciamo un bel applauso al Signore. Grazie papà, grazie Gesù per la tua presenza che come sempre non manca mai. E ora se c'è qualcuno che vuole testimoniare, aspettiamo qualche minuto se c'è qualcuno che vuole testimoniare, altrimenti poi raccogliamo le offerte. Vieni fratello
È una gioia averti nel nostro mezzo. Faccio io questa piccola testimonianza. Prima di tutto pace, Chiesa. Non è facile comunque raccontare la mia vita, per chi mi conosce sa un po' il mio passato. Per chi no, faccio questa piccola testimonianza. Sono un ragazzo che comunque ha avuto problemi di tossicodipendenza, quindi mi sono più di oltre 30 anni comunque che ho vissuto un periodo della mia vita che comunque da alti e bassi mi sono drogato e quindi ho vissuto un periodo un po' nero della mia vita. Diciamo che il mio rifugio, fra virgolette, era quando mi drogavo, diciamo che facevo uso di eroina, quando mi bucavo. Il mio rifugio era, diciamo, nella psichiatria. Era un ragazzo che si rifugiava nei psicofarmaci, era un ragazzo che il mio rifugio era quello, cioè non trovavo pace se non avevo quello. Poi un giorno mi avevano parlato, questi anni fa dietro, diciamo, mi avevano parlato di questo magnifico Gesù, no? Che fa i miracoli. Diciamo che ho fatto un'esperienza con il Signore già anni indietro, però comunque poi mi sono lasciato andare e quindi sono ricaduto, sono ricaduto nella droga. Poi sono ritornato, diciamo, a fare questa esperienza con il Signore. Diciamo che posso dire che che il Signore ha spezzato ogni legame della droga, dei psicofarmaci. Era un ragazzo che vi posso garantire che per chi mi conosce, voglio dire, sa un po' il mio passato, diciamo, come vivevo. Vivevo per strada, dormivo per le stazioni, mi bucavo dalla mattina alla sera, fumavo crack dalla mattina alla sera. Poi è arrivato questo miracolo del Signore, che solo Lui può spezzare queste catene, solo il Signore. Come dire, ho preso parecchie strade per stare bene, però l'unica pace e l'unica gioia che uno può trovare dentro di sé è solo il Signore Gesù, che può spezzare queste cose. È l'unico che può guarire, può liberare e può sanare. Che Dio vi benedica. La mia piccola testimonianza è questa. Ringraziamo il Signore. Vedete come il Signore cambia le vite. Ha cambiato la sua, ha cambiato la nostra, anche se noi veniamo da esperienze diverse. Dio è potente da cambiare ogni vita e raddrizzarla soprattutto. Vogliamo raccogliere ora le offerte e poi passeremo la parola. Quindi vogliamo fare una preghiera, voglio invitare il fratello Emanuele a pregare per questa offerta. Grazie Padre, grazie Signore. Grazie per come Tu sei buono, Signore, in ogni tempo, Signore, e per come, Signore Padre, tutti noi, Signore, siamo un Tuo miracolo, Signore. Sì, Papà, perché veramente Tu ci hai tratto fuori, Signore, dal fango pantano, Signore Padre, ci hai richiamati per nome, Signore, ci hai riscattati, Signore. Ora che siamo Tuoi figli, Signore Padre, vogliamo essere anche, Padre, quella luce nel mondo, Papà. E aiutaci, Papà, ad essere, Signore Padre, anche la luce per tutti coloro, Signore, che in questo momento sono in un momento buio, Signore. E ancora, Padre, vogliamo metterti anche davanti al Tuo trono, Signore, questa offerta che diamo, Signore, che possiamo dare sempre, Signore, con generosità del cuore, Signore, e con, Padre, con gioia, Papà, perché abbiamo scoperto, Signore, che c'è gioia nel dare, Signore. Sì, Signore, noi vogliamo donarti questa offerta con tutto il nostro cuore e la vogliamo fare nel nome di Gesù, che è il benedetto in eterno. Amen. Grazie, papà. La vita è amare Te.
Alleluia, Signore. Grazie, papà. Grazie, Padre. Grazie, papà, perché in questa sera veramente il Signore ci ha riempiti, ma continua a riempirci attraverso il consiglio della sua parola. Io voglio condividere con voi una parola che Dio ha messo nel mio cuore, e anche se forse alla regia ha dato in modo non, diciamo, come leggerò poi la parola, ma gli ho dato tutti i versetti, ma voglio iniziare in questa sera da Giovanni capitolo 3. Leggiamo i primi 16 versetti, è una storia che tutti conosciamo, anche se non vi parlerò prettamente di questo, però è attinente a quello che Dio ha messo nel mio cuore. Giovanni capitolo 3 è questa nuova nascita che il Signore richiede a quest'uomo. E se abbiamo preso, vogliamo anche pregare insieme. Giovanni capitolo 3, leggeremo i primi 16 versetti. Amen. Se abbiamo preso, vogliamo elevare la spada dello Spirito. Caro Padre, ancora in questa sera veramente con gratitudine, con un cuore allargato, Signore, sincero ed umiliato, vogliamo approcciarci alla Tua meravigliosa parola, per meditarla, ma soprattutto, Padre, per prendere da essa, Signore, l'insegnamento, Signore, per le nostre vite. Io voglio ringraziarti e benedirti per l'onore, la grazia e l'opportunità che Tu mi doni di poterla meditare, Signore, e condividere insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. E chiedo, Signore, la guida, l'unzione, Signore, del Tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni mia parola sia secondo la Tua volontà. Ti ringrazio con tutto il cuore in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Leggiamo insieme. Dice così questa parola meravigliosa, dal primo versetto, capitolo 3 di Giovanni, dice così. Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo rispondendo gli disse: come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Alleluia. Che bella storia meravigliosa, fratelli cari, che ci fa sempre comprendere che a volte approcciarci verso il Signore con le nostre facoltà o capacità o cultura serve poco o a niente. Abbiamo visto in questo brano della parola di Dio che il Signore ha a che fare con un dottore della legge, che pur essendo un dottore della legge, quindi avendo conoscenza tutto dell'Antico Testamento, ma non riusciva a comprendere, a capire come entrare nel regno dei cieli, come poter seguire il Signore, come poter fare la sua volontà, pensando forse che non era possibile, ma pensando che attraverso l'esecuzione della legge di Mosè, i 10 comandamenti ed altri, si poteva essere, come posso dire, nella volontà di Dio. E quindi questo dottore della legge si trova a vedere in Gesù un uomo che faceva delle cose che nessuno poteva fare, quindi quest'uomo riconosce in Gesù
un uomo che Dio era con lui, perché faceva delle cose che se Dio non era con lui non poteva farle. Tornando, ho dato alla regia anche un passaggio lo conoscete, il passaggio in Gioele 2, 28, 29, che leggeremo insieme. E dice così questo passaggio, il profeta Gioele al capitolo 2, versetto 28 e 29, dice: dopo questo avverrà che io spenderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In questi giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Era una promessa, fratelli cari, che Dio aveva fatto al suo popolo, ma in questa promessa che noi abbiamo letto in questi 2 versetti, non solo c'era la promessa che il Signore avrebbe dato nel tempo che Lui ha stabilito lo Spirito Santo per vivificare, per rigenerare il suo popolo, ma abbiamo letto in questo versetto anche sui servi e sulle sue serve, che saremmo noi. Cioè attraverso questo popolo anche coloro che avrebbero accettato Gesù come noi avrebbero ricevuto questa promessa meravigliosa dello Spirito Santo. E quindi vedete, il Signore ha promesso lo Spirito Santo e non l'ha promesso solo al suo popolo, al popolo di Israele. Certo, tutto parte da quel popolo, ma noi siamo inseriti in quella promessa e come suoi servi del Signore e serventi di Dio, noi abbiamo ricevuto parimenti lo Spirito Santo. Allora, tornando alla parola di questa sera, e voglio leggere anche un ulteriore versetto che troviamo in Luca, alla fine del suo Vangelo, al capitolo 24, che è Gesù che parla e dice al versetto 49: ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo è Gesù. Quindi il Signore rinnova ai suoi discepoli la promessa dello Spirito Santo e gli dice di andare a Gerusalemme e di aspettare quella promessa. Chi si ricorda, fratelli cari, la parola diciamo che è scritta negli Atti degli Apostoli al capitolo 2 maggiormente e seguenti, dove effettivamente poi i discepoli insieme ad altri 120 sull'alto solaio, proprio in virtù di questa parola ricevuta dal Signore, si radunano e pregano per ricevere questa visitazione dello Spirito Santo, questa promessa, questa potenza che deve scendere, fratelli cari, non solo su quei 120, ma deve scendere su tutti noi, perché come abbiamo letto è una promessa che Dio ha fatto primariamente ai suoi, ma anche a noi che avremmo poi successivamente accettato Gesù. Tornando alla parola di questa sera, noi vediamo che quest'uomo va dal Signore e abbiamo il Signore, mentre lui comincia a dire che riconosce in Gesù l'uomo che Dio è con lui, fa delle cose che non si sono mai viste e quindi riconosce in Gesù un uomo che Dio lo usa in modo potente e meraviglioso. Ma ad un certo punto di questa storia ci accorgiamo che mentre Nicodemo parla di tutte queste cose, cerca di capire, il Signore comincia a cambiare discorso, come fa sempre, e gli comincia a parlare di una nuova nascita, fratelli cari. Gli comincia a parlare che bisogna nascere di acqua e di spirito. E quest'uomo, fratelli cari, si trova in grande difficoltà. Oggi, fratelli cari, noi a volte ci troviamo a parlare con amici, parenti o persone che conosciamo e a volte è difficile parlare delle cose di Dio, è difficile far capire che per noi a volte è molto semplice poter rinunciare a determinate cose, perché a volte uno pensa che seguire il Signore e fare la volontà di Dio è qualcosa che, come posso dire, ci opprime, che noi soffriamo per la rinuncia, mentre non si riesce a comprendere che se noi non attraverso lo Spirito non potremo fare nulla, fratelli cari, perché non è prerogativa della mia carne di poter rinunciare a qualcosa. Quando ero piccolo io andavo su una strada che è di fronte, non so chi conosce Pompei perché vengo da lì, e dalla stazione che porta di fronte alla Basilica c'era una strada chiamata Via Sacro Cuore. Io ero piccolino. Ai lati di questa strada, sui marciapiedi, c'erano degli begli alberi di aranci. Dice, ma che c'entra? Mi spiego che c'entra.
E io ero piccolino, camminavo, c'erano questi belli alberi sul marciapiede con delle belle arance. Io li guardavo e dicevo, ma com'è? Ma sono bellissime queste arance, ma com'è che nessuno le raccoglie e li mangia? E io avevo sempre questo pensiero, ogni volta che camminavo dicevo, ma forse c'è una grande civiltà, qui nessuno tocca niente. Poi un giorno chiesi a papà, dice, papà, ma perché? Ma nessuno raccoglie queste arance, sono bellissime, meravigliose. E papà mi disse che quelli aranci così belli nel vederli erano cattivi, erano amari, non si potevano mangiare. Io pensavo fra me e me e dicevo, ma com'è? Cresce un albero, fa dei begli aranci, però il frutto non si può mangiare. E quando mi ricordo di questo, mi ricordo della parola di Dio. Mi ricordo, fratelli cari, che anche noi siamo cresciuti, sicuramente bene, di bell'aspetto, ma ad un certo punto i nostri frutti, fratelli cari, non erano buoni da mangiare, perché dice la parola di Dio che ciò che è nato dalla carne è carne. E dalla carne, fratelli cari, non può nascere nessun frutto buono. Allora io mi immaginavo, dico, ma com'è possibile? Allora ci vuole un intervento esterno per far sì che quest'albero, in questo caso noi, possiamo cambiare vita, attitudine, possiamo servire il Signore, fare la volontà di Dio, ereditare, come abbiamo letto in questa parola di questa sera, il regno dei cieli. Quella parola che il Signore disse a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, di acqua e di spirito, tu non puoi ereditare il regno dei cieli. Allora è difficile, fratelli cari, comprendere questo. Come avviene tutto questo? Che cosa succede nella mia e nella tua vita? Abbiamo sentito il nostro fratello qui in questa sera in mezzo a noi che ha testimoniato proprio di un cambiamento, di un albero che viveva per la carne e soprattutto non viveva solo per la carne, quindi i suoi frutti erano cattivi, ma che era uno strumento nelle mani del nemico e faceva di questo nostro fratello, come di tanti, noi forse in altri ambiti, aspetti, ma che ognuno di noi viveva lontano da Dio e che era usato dal nemico facendo dei frutti malvagi, cattivi. Allora c'è bisogno, fratelli cari, di qualcosa di esterno che intervenga nella nostra vita. Il Signore cercava di far capire a Nicodemo che c'era bisogno di una nuova nascita. Nicodemo comincia a parlare e a immaginare di fare una nascita nuova, cioè di tornare nel grembo della mamma, sempre pensieri umani, carnali, che non ti portano a nulla. Allora io mi immagino questo, fratelli cari, perdonatemi. Vi ho fatto un esempio di quei frutti che io vedevo a Pompei, cattivi, ma anche lì Dio ha provveduto, perché sapete, nella botanica c'è l'innesto, voi conoscete forse perché siamo in un paese dove abbastanza c'è campagna, c'è terra, dove c'è ancora tanta agricoltura e forse tanti di noi. Io vengo un po' da quel mondo anche io. E quindi la botanica, fratelli cari, interviene trasformando un albero cattivo, cioè facendo dei frutti cattivi, in un albero che può fare dei frutti buoni. Dici, ma com'è possibile tutto questo? C'è una pianta che fa dei frutti cattivi, ad un certo punto se io faccio un innesto, conoscete l'innesto? Vi spiego un po' che cos'è, se qualcuno non lo sa, per far sì che quell'albero, quel fusto che porta la linfa, ad un certo punto non produca più frutti cattivi, ma produca frutti buoni, fratelli cari. Difatti, che cosa si fa? L'innesto, fratelli cari, è prelevare, diciamo, un ramo buono che fa frutti buoni, si chiama, vi posso dire anche nesto, marza o gentile, come volete voi. Si prende questo ramoscello che fa dei frutti buoni, si innesta su un albero che fa frutti cattivi. L'innesto può essere fatto in tanti modi. C'è l'innesto a spacco, a corona, ad anello, ma ogni qualvolta c'è questo innesto, fratelli cari, bisogna scorticare un po' o tagliare completamente, dipende dal tipo di innesto, per innestare questo ramo che fa dei frutti buoni su una pianta che faceva dei frutti cattivi. Fratelli cari, è un po' quello che è avvenuto nella nostra vita. Dio nella nostra vita è intervenuto
facendo un innesto. C'è innestato che cosa? C'è una necessità. Dio ha visto che c'era una necessità, che noi da soli non potevamo fare nulla, non potevamo salvarci. Noi da solo non potevamo servire il Signore, non potevamo fare la sua volontà e soprattutto non potevamo fare dei frutti che fossero belli davanti a Dio, meravigliosi, frutti. Sapete, i frutti dello Spirito li conoscete meglio di me. E quindi Dio, fratelli cari, ha dovuto fare un innesto anche nella nostra vita. Ma quando si fa l'innesto, fratelli cari, c'è bisogno di scorticare o la corteccia o di tagliarla, cioè di ferire qualcosa affinché qualcosa sia innestato dentro. Io mi immagino questo innesto. Tu metti questo innesto, lo metti là e tu vedi che su un ramo, sulla stessa pianta, possono nascere anche dei frutti diversi. Dipende da quello che tu innesti su questa pianta. Allora, fratelli cari, questo innesto che Dio ha fatto nella nostra vita produce, come l'innesto di una pianta nella botanica, produce ferita, spacco, scorticare una corteccia. Poi c'è la fasciatura di questo innesto. E Dio, fratelli cari, ci ha fasciati. E poi, fratelli cari, alla fine che cosa succede? Dopo questa ferita, questa fasciatura che si fa, ad un certo punto tu ti accorgi che su quell'albero cattivo nascono dei frutti buoni. Questo, fratelli cari, è quello che è avvenuto a tutti noi. Noi da noi non potevamo fare nulla, non potevamo fare la volontà di Dio. Ecco perché a volte è difficile parlare agli altri dello Spirito Santo. Il Signore sta parlando qui ad un uomo della legge. Il Signore gli dice: guarda che tu sei il dottore di Israele, non conosci quello che io ti sto dicendo, che bisogna nascere di acqua e di spirito? E lui dice: che come possono avvenire queste cose? Dice questo dottore della legge. Il Signore gli dice: non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il vento, il suono, ma non sai dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Il Signore stava parlando, fratelli cari, a un uomo che avrebbe avuto conoscenza, perché nell'Antico Testamento, come abbiamo letto, il Signore aveva fatto una promessa, cioè che questo popolo fosse rigenerato. La rigenerazione, fratelli cari, non è altro che un processo di rinnovamento. Dio nella nostra vita ha portato un processo di rinnovamento, perché noi eravamo degli alberi, delle persone che i nostri frutti non erano buoni, anche se vivevamo la nostra vita, facevamo tante cose. Ma Dio, fratelli cari, attraverso la rigenerazione, Egli, dice la parola di Dio, ci ha lavati e soprattutto, fratelli cari, ci ha rinnovati, ricostruendo qualcosa che sicuramente si era perso nel giardino dell'Eden, dove nel giardino dell'Eden Adamo ed Eva avevano tutto, avevano primariamente la comunione con Dio, quello che il peccato era venuto ad interrompere. Se leggiamo un versetto in Tito, leggo io, capitolo 3, al versetto 5, Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Noi non siamo salvati per mezzo di opere che facciamo, fratelli cari. Molti nel mondo, io non so chi si impatta con queste persone, pensando che fanno delle buone opere. Quindi attraverso quelle buone opere si può avere, fratelli cari, l'accesso alla vita eterna. Ma dice in questa parola che Egli ci ha salvati non perché noi abbiamo compiuto delle buone opere, anzi, io vi dico di più, che nessuno di noi prima ha compiuto delle buone opere. Perché come abbiamo letto prima, i nostri frutti, fratelli cari, vivendo lontani da Dio, erano dei frutti malvagi, cattivi. Ma dice la parola di Dio che per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione, Dio ha dovuto fare un lavacro della rigenerazione, ci ha dovuto in qualche modo ricostruire di nuovo, fratelli cari, cioè immettere in noi qualcosa che si era perso nel tempo, nel giardino, perché il peccato aveva separato questo.
Quindi, fratelli cari, in questo tempo noi dobbiamo comprendere, ognuno di noi deve capire e comprendere, e c'è una necessità, che io non posso fare la volontà di Dio e servire Dio con la mia capacità o cultura o conoscenza come ce l'aveva Nicodemo. Il Signore cercava di far capire a quest'uomo, dottore della legge, che per seguire Gesù c'era bisogno di una nuova nascita. A volte molti dicono è difficile servire il Signore perché mi sembra che bisogna fare tante rinunce nella nostra vita. Io non so se capita a voi, ma se tu racconti, io racconto a volte perché dice ma tu la sera cosa fai? Perché mio figlio lavora con me e dice ma papà a casa non ci sta mai. Ma dove vai? E tu gli dici che servi il Signore. E loro pensano che tu faccia una vita sacrificata. Non hanno capito che la vita sacrificata è quella prima, quando tu vai al lavoro, ti alzi, perché purtroppo dobbiamo anche vivere e quindi di un lavoro secolare. Ma la nostra gioia è il fatto che noi corriamo di qua, andiamo di là, veniamo nella casa di Dio, preghiamo, andiamo in tante riunioni, è perché c'è la gioia del Signore, non è un sacrificio per noi. E il mondo, fratelli cari, è difficile capire questo, proprio come Nicodemo non capiva che bisognava fare una nuova nascita, nascere di nuovo, di acqua e di spirito, cioè dalla sua parola, ma anche dallo spirito, cioè di questo spirito che Dio aveva messo e ha messo nella nostra vita. Perché senza lo spirito noi non possiamo fare nulla. È scritto nell'Antico Testamento che non per forza, né per potenza noi facciamo le cose, ma per lo spirito dell'Eterno, fratelli cari. E Nicodemo, come noi, fratelli cari, Nicodemo doveva comprendere, ma noi dobbiamo comprendere in questo tempo che c'è un'urgenza della necessità. La necessità è l'innesto, fratelli cari, che Dio deve fare nelle nostre vite. Dio deve innestare qualcosa. I 120 sull'alto solaio, fratelli cari, capirono e compresero che se non arrivava questa potenza che scendeva dall'alto e riempiva le loro vite, non potevano fare nulla. Erano impauriti, chiusi in una casa tutti, quando il Signore è stato crocifisso. Erano impauriti, fratelli cari, ma furono ubbidienti come abbiamo letto in Luca, dove il Signore gli disse: andate a Gerusalemme e lì radunatevi, pregate, aspettate quella promessa, quella potenza che scende dall'alto per poter fare la mia volontà. E noi in questo tempo, fratelli cari, forse abbiamo messo un po' all'atere questa presenza, questa potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno, fratelli cari, c'è una necessità in questo tempo. E dobbiamo comprendere che per fare la volontà di Dio, per ereditare il regno dei cieli, come è scritto in questa parola, noi dobbiamo nascere di nuovo, abbandonare completamente la nostra vecchia vita. Ma questo significa fare una nuova nascita, perché se io sono nato di nuovo attraverso la parola e attraverso lo Spirito dell'Eterno, non sono più io che vivo, come disse Paolo, ma che Cristo vive in me. E per me fare la volontà di Dio, ubbidire alla sua parola, diventa semplice, perché io mi lascio guidare dallo Spirito Santo. Come è scritto in questa parola, Nicodemo, fratelli cari, e molti non comprendono che per servire il Signore, fare la volontà di Dio, basta questo: riconoscersi mancanti, deboli, fallaci e aver creduto in Gesù Cristo, come abbiamo letto in Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Noi dobbiamo comprendere questo, fratelli cari, noi dobbiamo pregare che la pienezza, la potenza dello Spirito Santo sia e dimora nelle nostre vite, per poter fare la volontà di Dio, per essere strumenti nelle mani di Dio. Nicodemo, fratelli cari, non riusciva a capire, ma alla fine penso che capì, perché chi conosce un po' il Vangelo di Giovanni è andato lì di notte, è vero, forse qualcuno diceva per trovare un po' di serenità insieme a Gesù, perché le folle accalcavano sempre il Signore. Qualcuno dice per vergogna, per il privilegio che lui aveva, e quindi andò dal Signore di notte. Ma lui, fratelli cari, dice la parola di Dio che quel colloquio, quel Signore certamente gli è servito, perché vediamo alla fine del Vangelo di Giovanni che Nicodemo insieme a qualcun altro ha tirato giù il Signore dalla croce e lo ha sepolto in una grotta.
Quindi vedete, fratelli cari, se in quel tempo il Signore con un dottore della legge è stato molto forte a dire che bisognava nascere di nuovo, oggi è il tempo, fratelli cari, di comprendere che noi dobbiamo vivere secondo lo Spirito dell'Eterno, altrimenti noi vedremo degli alberi, perdonatemi, c'è anche un passaggio della parola di Dio, camminare, ma quegli alberi porteranno un cattivo frutto, come io vi ho detto nella mia breve testimonianza, che vedevo degli begli alberi, dicevo però che spreco. Quando ho capito che quel bell'albero dà delle foglie così belle, verdi, belle aranci, ma il frutto era cattivo, dicevo ma che spreco è questo? La nostra vita è sprecata, fratelli cari, se non va vissuta secondo la guida dello Spirito dell'Eterno, secondo il servizio reso a Dio. E in questo tempo c'è bisogno di un innesto. Quando arriva lo Spirito Santo nelle nostre vite, arriva una ferita, fratelli cari. Molti hanno un pensiero sbagliato intorno allo Spirito Santo. Sapete perché? Quando il Signore scende con lo Spirito Santo nella vita delle persone e ti battezza, ti riempie, lo sapete che cosa succede? Non capiscono che lo Spirito Santo ti viene a togliere. Dice, com'è? Il suo Spirito Santo ti viene a togliere? Certo. Molti si inorgogliscono e pensano che parlare in altre lingue basti. Paolo lo sapete meglio di me che cosa dirà. Potrei parlare le lingue degli uomini e degli angeli per giorni, ma non avrei amore. E quindi vedete, fratelli cari, la necessità, l'urgenza che noi abbiamo in questo tempo. Noi abbiamo questa urgenza, fratelli cari. Ma lo Spirito Santo quando arriva nelle nostre vite ti piega, ti ferisce. Cioè ti fa comprendere che tante cose che noi facevamo prima, tante l'orgoglio, la superbia, forse tante cose, te le toglie, ti viene a togliere. E quell'innesto, fratelli cari, come io vi spiegavo nella botanica, procura una ferita nella tua vita, ti piega, ti fa comprendere che la tua vita vissuta fino a quel momento era una vita vacua, spesa forse al servizio del nemico, spesa per una vita che non ha nessun senso. La vita acquista senso, acquista la vita che Dio vuole se noi la viviamo nello Spirito dell'Eterno, fratelli cari. E Dio, fratelli cari, ha provveduto per questo. Dio non ci ha rimasti soli, fratelli cari. Quando il Signore negli ultimi tempi ha cominciato a insegnare ai discepoli che doveva ritornare al Padre, i discepoli erano preoccupati, erano ansiosi, perché loro dicevano come facciamo? Questo amato Gesù che provvede per noi, ci aiuta, ci guarisce, ci dà da mangiare, ci soccorre, abbassa le tempeste, sgrida i venti. E come facciamo? E il Signore gli disse che lui sarebbe tornato al Padre, ma che avrebbe mandato un altro come lui, lo Spirito Santo. Noi dobbiamo avere relazione, fratelli cari, con lo Spirito Santo. Dobbiamo comprendere che lo Spirito Santo è una persona, proprio come me e te. Lo Spirito Santo non è una forza attiva come dicono alcuni. Lo Spirito Santo è una persona che ti ascolta, che vuole avere comunione con te, anzi lo Spirito Santo vuole dimorare in te, vuole abitare in te, questo significa. E dirà il Signore che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, fratelli cari, e che noi dobbiamo essere guidati dallo Spirito dell'Eterno per portare dei frutti buoni, non più cattivi come facevamo prima, ma dei frutti buoni. In questo tempo c'è la necessità dell'innesto, fratelli cari. Se forse in questo tempo ci siamo dimenticati e pensiamo di essere soli, pensiamo che con le nostre forze pensiamo di servire il Signore, non ci riusciamo, fratelli cari. Noi dobbiamo comprendere, fratelli cari, che Dio ci deve dare ogni giorno, anzi, che lo Spirito Santo deve dimorare nelle nostre vite. Di Nicodemo doveva capire questo, che non era la sua cultura, la sua conoscenza per servire il Signore e seguire il Signore, soprattutto per ereditare la vita eterna. Serviva una nuova nascita, gli disse il Signore, fatta di acqua, cioè dalla parola che ti purifica, ti fa un lavacro, e dallo Spirito Santo che vuole prendere piede nella tua vita e vuole guidarti. Un po' come il Signore disse a Pietro, vi ricordate? Cioè adesso tu sei giovane, ma un giorno qualcuno ti cingerà e ti porterà dove non vorresti andare. Noi dobbiamo vivere questa attitudine, fratelli cari.
Io non posso approcciarmi al Signore, avere relazione e comunione con Dio, con ciò che è frutto della mia carne. Io mi devo approcciare a Dio, fratelli cari, avendo coscienza, avendo conoscenza che io ho bisogno di una nuova nascita, ho bisogno che lo Spirito dell'Eterno dimori nella mia vita. Io ho bisogno e devo cercarlo questo con tutte le mie forze. Io devo bramare, fratelli cari, la presenza dello Spirito Santo nella mia vita. Noi la dobbiamo cercare, fratelli cari. Altrimenti la volontà di Dio non la faremmo mai, perché non ci riusciamo carnalmente. Nemmeno Nicodemo riusciva a capire, eppure aveva tanta conoscenza, ma non riusciva a capire. I discepoli parimenti, fratelli cari, e noi parimenti. Ma sia ringraziato il Signore, come abbiamo letto nella sua parola, che Egli non ci ha lasciati soli, ma ci ha rigenerati, come abbiamo letto in Tito, attraverso il lavacro della rigenerazione, cioè il rinnovamento, una nuova costruzione. Cioè Dio ha rifatto di nuovo in noi quello che era nel giardino dell'Eden, che era stato perso. Quella separazione che era stata fatta nel giardino dell'Eden con l'entrata del peccato nel mondo, Dio ha buttato giù ogni cosa e soprattutto ci ha dato il suo Spirito. In questo tempo, fratelli cari, vi prego, abbiate, cercate, bramate la presenza, la potenza, l'unzione dello Spirito Santo, senza la quale non possiamo fare nulla, perché i nostri sforzi, fratelli cari, non ci porteranno da nessuna parte. E Dio sapeva tutto questo ed ha provveduto per noi. E anche Nicodemo, fratelli cari, doveva imparare, ma noi dobbiamo imparare in questo tempo, che se Dio aveva fatto una promessa, quella promessa non è solo per il popolo di Israele, ma anche per noi, che abbiamo creduto in Cristo Gesù. Allora, fratelli cari, c'è una necessità in questo tempo, tutti insieme, c'è una necessità. Io ho una necessità, tu hai una necessità, la Chiesa del Signore ha una necessità. Quella, fratelli cari, di ricevere la pienezza dello Spirito Santo. Io non so chi ha ricevuto questa pienezza, ma questo è il tempo, perché abbiamo letto nella sua parola, fratelli cari, che questa promessa è per tutti. È per tutti, fratelli cari. A volte ci sono dei falsi insegnamenti, delle eresie anche su questo, pensando che bisogna fare chissà che cosa per ricevere lo Spirito dell'Eterno. Molti dicono che forse il Signore non ti dà il suo Spirito perché tu sei un peccatore. Fratelli cari, basta poco, un'apertura di cuore, basta niente, umiliarsi davanti alla presenza di Dio. E anche su questo, fratelli cari, ci sono dei falsi insegnamenti, perché dice la parola che la promessa è per tutti. E noi siamo qui perché abbiamo creduto, fratelli cari. E in questo tempo abbiamo bisogno più che mai di questa pienezza, di questa potenza, per far sì che lo Spirito ci guidi e portare frutti per l'opera di Dio. Frutti, il frutto dello Spirito, fratelli cari. E giustamente, come diceva l'Apostolo Paolo, è sì vero anche, un segno parlare in lingue, ma il frutto per eccellenza dello Spirito Santo, fratelli cari, è l'amore. È l'amore. È l'amore. Quando abbiamo amore verso gli altri, significa che io ho lo Spirito in me, perché io non potrei amare. Come dice la parola, non potrei amare i miei nemici, ma li amo. Perché è l'amore che Dio ha messo in me attraverso il suo Spirito. Perché il frutto per eccellenza dello Spirito Santo è l'amore. Non che io parli continuamente in lingue. È l'amore, fratelli cari, e noi abbiamo bisogno di questo. Perché noi dobbiamo condire questo mondo con il nostro amore, cioè con qualcosa, fratelli cari, che non viene da carne e sangue nostra, ma con qualcosa, e in questo caso è la terza persona della Trinità di Dio, lo Spirito Santo che Dio ha innestato nelle nostre vite, nella mia e nella tua vita. Dio ha innestato lo Spirito Santo, proprio come un innesto nella botanica che vi ho spiegato. Quest'albero che fino ad un certo punto, quest'albero che camminava, rappresenta un po' gli uomini, le donne, camminava e portava frutti malvagi, cattivi. Ad un certo punto abbiamo conosciuto Gesù. Gesù è arrivato nella nostra vita e di quest'albero che portava frutti cattivi Dio ha innestato il suo Spirito e ci ha cambiati
come abbiamo ascoltato poc'anzi. Ci ha cambiati, ci ha trasformati. Ma noi dobbiamo continuare, fratelli cari, su questa linea, su questa strada. Perché a volte è vero che noi viviamo, e a volte io ascolto anche queste testimonianze. Io ho fatto un'esperienza col Signore, si ricorda e vive forse di rendita su quell'esperienza. Una tantum, Dio mi ha visitato, mi ha dato la pienezza, mi ha battezzato e poi resta lì. Poi ti accorgi che quel battesimo, quella pienezza, quella visitazione che il Signore ti ha dato in un momento particolare si è scialacquata nel tempo perché non l'abbiamo curato. Non abbiamo fatto sì che lo Spirito Santo potesse rimanere e dimorare nelle nostre vite. Lo Spirito Santo, fratelli cari, è una persona che va curata, va amata attraverso la preghiera, la meditazione della parola, così, non attraverso altre cose. Se la mia vita, fratelli cari, è impegnata per dire 24 ore su 24 davanti a una televisione, lo Spirito Santo, fratelli cari, si ritira in un angolo. Si ritira in un angolo e sta lì, perché tu non lo alimenti. Ma noi abbiamo bisogno, fratelli cari, che lo Spirito Santo sia alimentato, sia forte in noi e prenda piena guida della nostra vita. Allora, come il Signore insegnò a Nicodemo, vuole insegnare a noi in questo tempo. Abbiamo bisogno, fratelli cari, c'è bisogno di una nuova nascita, chi non l'ha fatta, fratelli cari, e c'è bisogno di una pienezza dello Spirito a chi non l'ha ricevuto. In questa sera il Signore è pronto a donarlo. Questa è la verità, perché l'abbiamo letto nella sua parola, fratelli cari. Ha iniziato nel giorno della Pentecoste, ma questa sua promessa è stata sempre attendibile negli anni, fino ad oggi, e per quanti ancora crederanno in Gesù. Allora in questo tempo, se tu non hai ricevuto, se il tuo spirito forse si è rattristato, raffreddato, in questa sera il Signore vuole infiammare il tuo cuore e la tua vita. Vuole che lo Spirito Santo sia veramente dimorante in te, ti guidi e trasformi e cambi la tua vita. Una vita non più dedita alle cose di questo mondo, ma dedita alle cose di Dio. Fare la volontà di Dio non è difficile, fratelli cari. È difficile se io voglio adempiere la volontà di Dio e i suoi comandamenti con la mia carne. Non ci riuscirò mai, perché quella legge, che è una legge d'amore, è una legge che continuamente mi giudica, ma invece questa legge d'amore si può adempiere se in me c'è la guida, la potenza dello Spirito dell'Eterno, perché i 10 comandamenti sono 10 parole d'amore che Dio ha dato ai suoi figli, al suo popolo. Allora per gli ebrei era difficile, quella legge li condannava continuamente, certo, perché si voleva adempiere quella legge come voleva fare Nicodemo, con la sua carne, con la sua conoscenza, con la sua cultura, con la sua intelligenza, e non ci riusciva, perché mentre adempiva un passaggio della legge, l'altra legge lo condannava. Invece vedete il Signore che cosa ha fatto? Certo, la legge è buona, e i comandamenti sono buoni, disse Paolo, ma io posso adempierli solo se in me c'è la dimora, c'è l'abitazione dello Spirito dell'Eterno, che Egli ci ha dati, fratelli cari, ed è una promessa per tutti. Ricercala in questo tempo, questa promessa. Ricercala, questa promessa. Ricerchiamola insieme. Ricerchiamo ancora, e se il Signore ti ha battezzato già con lo Spirito Santo, richiedi ancora in questa sera una nuova benedizione, una nuova unzione, ogni giorno di più. Non ti accontentare di un'esperienza fatta anni fa e su quella tu continui a vivere, di quell'esperienza, e ti porti avanti. No. Laddove il Signore trova dei vasi vuoti, quasi desiderosi, bramosi, Dio continua a riversare. E noi vogliamo ricevere, fratelli cari, in questa sera, perché noi vogliamo essere nella piena e perfetta volontà di Dio. E soprattutto, fratelli cari, portare frutto per la gloria di Dio. Non più frutti malvagi e cattivi, ma frutti buoni, dove il Signore si possa compiacere, dove il Signore possa dire: vieni benedetto dal Padre mio. Vieni, perché il regno è stato preparato anche per te. Ti sei affaticato, ti sei stancato, ma non ti sei tirato indietro. E questo non è stato, come abbiamo letto in Tito, perché noi abbiamo compiuto delle buone opere, ma perché Dio ci ha rigenerati e vuole rigenerarci, fratelli cari. In questa sera vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari. Ricerchiamo questa rigenerazione, questa nuova costruzione in noi,
questa nuova benedizione che Dio vuole raggiungere nelle nostre vite. Non vivere più su un'esperienza passata, ma vivi un'esperienza oggi, questa sera, domani e dopodomani, sempre, ogni giorno. Richiedi sempre questa fresca unzione sulla tua vita, sulla mia vita. Richiediamola, fratelli cari. C'è bisogno di un innesto che Dio vuole fare ancora nelle nostre vite. Alleluia, Signore, a te la gloria, Padre. A te la gloria, papà. C'è bisogno, Signore. C'è bisogno, Signore, ancora in questa sera di una fresca unzione. Il tuo popolo richiede una fresca unzione in questa sera, papà. Ti prego nel nome di Gesù, Signore, in questa sera chi ti sta chiedendo, Signore, una fresca unzione, un battesimo nello Spirito Santo, Signore, dona alla tua Chiesa, dona a tutti noi, Signore, perché noi vogliamo essere strumenti usati da te. E riconosciamo, papà, che senza lo Spirito tuo non possiamo fare nulla. Non possiamo fare nulla, ci riconosciamo mancanti, deboli. Ma se tu ci doni ancora in questa sera una fresca unzione sulle nostre vite, noi possiamo fare tutto nel nome di Gesù. Perché lo Spirito, perché tu ci hai dato uno spirito di potenza, non uno spirito di paura, ma uno spirito di potenza. Uno spirito che ancora in questa sera ci fa gridare: Abba Padre, caro papà, tu ci ascolti, Signore. Richiediamo insieme, fratelli cari, una fresca unzione in questa sera. Richiediamo una fresca unzione, perché noi vogliamo portare frutti buoni, non più frutti cattivi, frutti buoni. Alleluia. Facciamo un canto allora, mentre ognuno possa pregare. Sentitevi liberi, ma richiediamo al Signore una fresca unzione sulle nostre vite. Una fresca unzione, fratelli cari, tutti. Papà, in questa sera, riempi ogni vaso, Signore. Riempi ognuno di noi di te, Signore. Riempici, Signore. Noi abbiamo bisogno, come tu dicesti a Nicodemo, Signore. Noi abbiamo bisogno, Signore. Te la gloria, papà. Te la gloria, Signore. Sei meraviglioso, papà, perché tu hai provveduto per noi, Signore. Grazie, Padre. A te la gloria, Gesù. Fai di me un vaso per te, un cuore che possa servire, Un vaso per la gloria tua, Signore, e riempirò di te che sei il mio re. Niente c'è in me che può piacerti mai. Solo tu puoi fare di me un vaso per la gloria tua, Signore, adatto per servire te che sei il Re. Signore, fai di me un vaso nuovo e riempilo di te, argilla sono in mano tua, sei con me, come un saggio formato, un vaso nuovo fai di me, Signore, fai di me un vaso per un vaso per te. Un cuore che ti possa servire, un vaso per la gloria tua, Signore, riempilo di te che sei il mio re. Niente c'è in me che può piacerti mai.
fare di me un vaso per la gloria tua, Signore, adatto per servire te che sei il Re. Signore, fai di me un vaso nuovo e riempilo di te. Argilla sono in mano tua, sei con me come un saggio formato, un vaso nuovo fai di me, Signore. Signore, fai di me Sì, papà. In questi vasi di terra, Signore, ti prego, Signore, metti il tuo olio, Padre. E quest'olio, Signore, non si fermi, papà. Non si fermi mai, Padre. Perché noi vogliamo continuare a ricevere quest'olio, Signore. Questa pienezza, questa potenza. Riconoscendo che senza la quale non possiamo fare nulla, Signore. Non possiamo seguirti, non possiamo servirti. Perché con la nostra carne, Signore, non ci riusciremmo. In questa sera, Signore, ti prego, Padre, quanti ti stanno chiedendo una fresca unzione sulle loro vite, anche chi ci ascolta da casa. Come abbiamo letto nella parola, non è tanto difficile, perché continuando in Giovanni 3,16 al versetto 17 dice: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Basta credere, come dice la parola di questa sera. Credere e riceverai. Credere che Gesù è venuto nel mondo ed è la luce del mondo, perché vuole che le tue opere non siano più malvagie, ma siano opere fatte in Dio. In questa sera, fratelli cari, vogliamo chiedere insieme questa fresca unzione sulle nostre vite, questa fresca unzione. E chi forse ancora un battesimo, una pienezza, che è una promessa che Dio ha fatto a tutte le genti, a tutti indistintamente, a tutti. Grazie papà. Vogliamo fare ancora un canto dove ognuno di noi possa chiedere, ricercare questa pienezza, questa potenza, che Dio possa innestare in noi, come abbiamo ascoltato in questa sera, questa potenza dello suo Spirito nelle nostre vite. Dio vuole innestare, in questa sera vuole darti la caparra del suo Spirito. Allora facciamo un canto e ricerchiamolo insieme, fratelli cari, tutti insieme. Grazie papà.
guidami, Spirito Santo, inondami, riempi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano, guidami, Spirito Santo, inondami, riempi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano, guidami, Spirito Santo, inondami, riempi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano, vieni e prendimi per mano, vieni e prendimi per mano. Alleluia, tutti insieme. Vogliamo gridarlo tutti insieme, fratelli cari. Senza te non vivo
Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. Grazie, grazie, Signore. Grazie per la tua parola, papà, che ci ha ancora, Signore, esortati a bramare lo Spirito Santo nelle nostre vite, affinché, come abbiamo cantato, Lui ci prenda per mano e ci guidi secondo la tua volontà e non la nostra. Ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, e ancora alla fine di questo stare insieme noi vogliamo ancora pregarti per i tanti casi di bisogno che da casa chiedono preghiera, e noi proprio come tuoi figli, Signore, vogliamo rivolgerci a te nel nome di Gesù per Antonietta che chiede liberazione e guarigione, Antonio che la sua famiglia goda di buona salute, che il Signore intervenga in questa famiglia, che il Signore li benedica, così Rosalind per salute, per la sua vita, Antonietta ancora per consolazione, che il Signore possa consolare e fasciare il suo cuore. Così, Padre, noi vogliamo ringraziarti di vero cuore, Signore, sapendo, papà, che ancora in questa sera tu hai innestato nelle nostre vite, Signore, la tua parola e hai innestato il tuo spirito, Signore, affinché noi non fossimo soli, papà, e attraverso, Signore, la tua parola e il tuo spirito, Signore, tu ci hai rigenerati a creature nuove, Signore, affinché noi possiamo portare frutto per la tua gloria, frutto, Signore, in abbondanza, Signore, frutto maturo, papà, perché i tempi sono vicini, Signore, tu stai tornando e vuoi che ognuno di noi, Signore, ti possa portare frutto in abbondanza, papà. Noi ti ringraziamo perché tu ci hai scelti, Signore, noi ti ringraziamo per questa stupenda grazia che è toccata le nostre vite, noi ti ringraziamo per le tue misericordie, noi ti ringraziamo per le tue compassioni. E ti preghiamo ancora in questa sera di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, papà, e che ancora in questa notte, Signore, come abbiamo letto, Signore, che tu possa visitarci attraverso visioni e sogni. Grazie, papà, ti ringraziamo tutti insieme in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.